fa ridere, noi soprattutto uno come me che nasce imitatore è timido, per cui non ha una sua comicità, deve sempre ispirarsi a un grande comico. Per esempio ce n'è uno al cui mi ispiro sempre, è uno che inizia con la B e finisce con la I. Banfi? No, è un altro. Berlusconi. Chi è che ha detto Berlusconi? È un comico. Chi ha detto che è un comico? Berlusconi è un personaggio È facile da serissimo. imitare, basta indovinare il sorriso spontaneo. Mi consenta innanzitutto di ringraziare tutti coloro che hanno ancora fiducia in me e hanno capito che se è vero che ho promesso meno tasse per tutti, più case per tutti, più lavoro per tutti, non è colpa mia se sono poche le persone che si chiamano tutti. Poi vabbè, ci sono anche giornalisti, oddio, me ne viene in mente uno che... Se ti lasciassimo da solo farla sta cosa. No, a me piace... Ti lascio lei, dai. Ti lascio lei, vai. vado io, vado. No, perché mi sento... perché è un voglio punto di ridere riferimento. seduto. È un punto chiave, Da diciamo. seduto. C'è un giornalista che è uno che tocca parecchio, perché più che giornalista forse è uno che è un po' così. Chi può essere? Uno che si muove. Ah, Giurato. Luca Giurato, eccovi, un saluto a tutti dal vostro Luca Girato. Dove state? Girato. State qua. Luca Allora, Girato. scusa, come ti chiami? Elena. Allora, Eliana, Ecco. ti piace il calcio? Dico, il ho calcio. sentito una Allora, domani sera la nazionale di calcio maschile affronterà la nazionale di calcio femminile. Ah. Così come per gli uomini sarà suonato l'inno di Mameli, per le donne sarà suonato l'inno di Mammelle. Tutto lì. Vabbè, poi Bravo. c'è un personaggio proprio calcio, personaggio che veramente, essendo io tifoso della Roma, sono veramente arrabbiato quando lo prendono in giro dicendo che è ignorante. Totti. L'associazione ignoranza Totti, Vabbè, venuta Totti non è spontanea, ignorante, no. semplicemente è timido quando si trova davanti a parlare davanti a un microfono, ma si vede che è uno sveglio, si vede dallo sguardo. Cioè, è normale che abbiamo giocato una bella partita? Credo. Cioè, penso, anzi, ritieno che possiamo fare pure più meglio e se continuiamo, se si continua a giocare senza remore, per me è più facile vincere lo scudetto che capire quello che ho detto. Ragazzi,